La Sardegna che vorrei nel futuro è libera, indipendente, autonoma, allegra. Inclusiva, con una pari percentuale, la sparo grande, pari percentuale di lavoratori uomini e donne. Vorrei bella, possibilmente sgravata da tutti i problemi di subalternità e di dipendenza che l'affliggono. Un posto dove è bello vivere, dove si può immaginare anche di prosperare. Io immagino la Sardegna del futuro più giusta, più attrattiva, più abitabile e più generativa di opportunità. Ma mi immagino a Sardegna noi non c'è Bregungia che stiamo in sardo, più che tutto, e noi non c'è Bregungia dei sarreginesi nostra. Una Sardegna aperta, multiculturale, che è capace di attrarre persone. Una Sardegna dove le disuguaglianze sono abbattute attraverso la conoscenza, gli investimenti in welfare, la creazione di opportunità di lavoro con una regione che acquisisce tutte le competenze per poterli fare. Allora, la Sardegna che vorrei la immagino come un luogo di pace, fondamentalmente. Non penso alla pace come uno stato di beatitudine, non è questo, è proprio una questione culturale, sai, non vedere più bambini che marciano di demonios, queste cose qua. La Sardegna che vorrei è una Sardegna di persone che hanno la coscienza di vivere in una terra bellissima da preservare in tutte le sue specificità. E quindi mi immagino comunque un luogo bello dove si possa vivere con i servizi presenti, con una scuola che funzioni, capace proprio di attivare le nuove menti, di nuovi giovani, e che quindi proprio dalla scuola si possa partire come punto di riferimento per la costruzione dall'oggi al futuro. È aperta al mondo, accogliente, è una terra dove tutte le persone possano trovare un rifugio sicuro se ne hanno bisogno. Penso che la Sardegna abbia bisogno proprio di diventare anche un polo proprio di incontro con nuove idee, nuove realtà. Mi immagino finza una terra libera, in noi c'è giustizia, ma c'è finza pace. Una Sardegna che acquisisce un nuovo ruolo in ambito euro-mediterraneo, con un protagonismo politico e istituzionale e una conquista di nuovi poteri. È un futuro migliore per mio figlio, ho delle figlie piccole, quindi devo sperare che possano voler vivere in Sardegna nel modo migliore. Che dia soprattutto opportunità a chi le vuole, che permetta di vivere in maniera dignitosa, senza dover rincorrere la vita, che dia i diritti essenziali di cittadinanza, la salute, la possibilità di avere un lavoro degno, una società inclusiva, tutto qua. Siamo Sardegna, chiama Sardegna. Prendiamo parola per non perderla più.